Ciao, buongiorno. Allora, quest'oggi siamo in zona Moggio, tra Moggio e Pontebba. Siamo saliti in macchina fino a Sella Cereschiattis, dove abbiamo intrapreso una vecchia mulattiera di guerra, oggi Sentiero Cai, che ci porterà fino alla Creta dal Cronch o Creta dal Kronz. Ho trovato tutti e due questi nomi. Il sentiero che per l'appunto stiamo percorrendo è una vecchia mulattiera perché in tempo di guerra, nel 15-18, qui passava la prima linea, il fronte. Quindi sono postazioni italiane, lungo tutto il tracciato incontreremo bunker, casermette, postazioni, mitragliatrice, fino ad arrivare sulla Creta dal Kronz, dove probabilmente c'era una vedetta o insomma qualche piccola fortificazione. Questa zona qui poi, soprattutto verso Malga Glazat, è anche stata fortificata con le opere del Vallo Littorio. Difatti una volta ridiscesi dalla Creta dal Kronz andremo verso Malga Glazat e il Quel des Ierbis, dove dovrebbero esserci delle opere del Vallo Littorio. Circa un'ora e mezza siamo arrivati. Questa è la cima della Creta dal Kronz, qui dietro c'è una piccola croce e panorama non ampissimo, però di tutto rispetto. Qui siamo sui 1650 circa, quindi ci sono montagne un po' più alte qui intorno, però si ha una bella visuale qui dietro alle mie spalle verso il Val Canale, Canal del Ferro, la Valle di Moggio, quindi sul Sernio Grozaria, però anche si riesce a spingersi un po' più lontano verso l'Austria e verso il Cadore. Il sentiero per arrivare fin qui, la prima parte è molto semplice, tutta nel bosco, poi l'ultimo tratto per salire si passa un po' di roccette, di mughi, però insomma è un sentiero molto facile, molto tranquillo, tra l'altro anche veloce, così un'ora e mezza con calma. Poi abbiamo incontrato altre persone, abbiamo scambiato un po' di parole, quindi giretto molto tranquillo. Allora, noi siamo saliti da questa parte, qua giù ci sono i pascoli, si vedono malapena, i pascoli di Malga Glazat dove andremo dopo, e poi c'è tutta la valle che porta al Cason di Lanza, che è la strada, poi va su di là, e là ci sono le torbiere, diciamo, di Cason di Lanza. Poi qua davanti c'è lo Zermula, e quella lì credo sia Malga Zermula, questa dove sono? Qua sotto, qua. Non sono sicuro, però non so bene che cos'è quella lì. Poi laggiù dietro ci sono i monti, diciamo, di Paularo, fino a dietro il Coglians e la Chianevate con un po' di neve. Non ce n'è tanta, però un pochino ha nevicato. Dopo qui abbiamo il Sernio e la Grozaria con la valle che scende a Moggio. Poi i monti qua, zona Gruppo del Chiavals, tutta questa zona qua. E le Forcelle dietro là, Ponte di Muro, dove sono stato a sciare questo inverno, con tutta la valle qua sotto che va dentro, e poi gira dietro le Picche, queste qui. Poi dietro laggiù c'è il Canin, tutto il gruppo del Canin, e il Montasio, qua anche questo con un po' di neve. Poi si gira e, come dicevo, si va, questa è la valle che va verso Tarvisio. Quindi sì, panorama non molto ampio, però veramente di tutto rispetto. Adesso ci mangiamo un pezzettino di cioccolato e ripartiamo, perché è freschetto, tira vento, e anche se siamo nel sole non è proprio piacevole. Quindi andremo giù verso Malga Glazat per mangiarci il panino.
Bene, siamo sulla strada di servizio a Malga Glazzat che adesso in breve ci riporterà alla macchina. Siamo adesso attorno alle 3 ore e un quarto di camminata, probabilmente il giro totale sarà 3 ore e mezza. È un giro abbastanza semplice e veloce. L'unica parte un po', chiamiamola difficile, è la salita alla Crête d'Alcrons nell'ultimo tratto, dove sui mughi è un po' ripido, ci sono un po' di rocce, ma per il resto un bel giretto. Peccato i colori ormai sono già un po' andati, 2 giorni fa ha piovuto, quindi le foglie sono cadute, c'è qualche larice ancora un po' colorato, però ormai il grosso è già passato. Alla fine mi aspettavo di trovare più reperti di guerra. In realtà all'inizio proprio della mulattiera c'è un bunker, c'è probabilmente una postazione da mitragliatrice, e dopo abbiamo visto un paio di trincee, però non sono rimaste molte cose, probabilmente sono dentro nel bosco, sono state inglobate, e anche sulla cima c'erano dei resti, si vedeva, probabilmente c'era un punto di osservazione o qualcosa del genere, però diciamo non grossi reperti. Scendendo poi quel De Sierbis abbiamo visto una fortificazione del Vallo Littorio, quella abbastanza grandina, si vede proprio a fianco alla strada. Poi dopo siamo ridiscesi, arrivati a Malga Glazzat. D'estate è aperta, ci sono gli animali, e dovrebbe fare anche servizio di agriturismo, se non ricordo male. Da lì poi si prende la strada e si ritorna indietro. Poi, come al solito, ti lascio la traccia sotto in descrizione. Questo è un giro, si fa d'inverno con le ciaspole, di solito solo qui la strada si va fino a Malga Glazzat, ciaspolata molto semplice, bel panorama dalla Malga, una classica. Tra l'altro l'avevamo già fatta, c'è un video, magari, ecco, anche quello te lo lascio sotto in descrizione. Noi siamo quasi arrivati, quindi io ti ringrazio per avermi seguito in questo giro. Ti ricordo di dare un'occhiata sotto in descrizione, dove trovi un po' altre informazioni su questo giro. Quindi grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!